È nato un progetto nel 1999 con lo scopo di valorizzare le produzioni delle nostre malghe e avviare i giovani ad avvicinarsi nel mondo lattiero-caseario sulle nostre montagne. Tra i prodotti principali che noi oggi abbiamo presentato è stato il formaggio di Monte, la ricotta affumicata e il burro, senza dimenticarci del formaggio di Frant e del formaggio di capra. Per promuovere questi prodotti delle nostre malghe è essenziale che i malghesi presentino nell'ambito della ristorazione le qualità di questi prodotti e cercando anche di avvicinare il turista nelle malghe della nostra regione, possibilmente andando a prenderlo negli alberghi e accompagnarlo nelle varie visite nelle malghe durante la fase della trasformazione del prodotto, facendo degustare questi prodotti di varie zone e cercando di far conoscere le peculiarità di questi prodotti. Bisognerebbe sottolineare il valore culturale del lavoro della malga che si porta dietro, diciamo, dal passato, quindi il mantenere queste tradizioni ha un valore sia dal punto di vista sociale e economico ma anche culturale, e questo diciamo all'interno delle diversità che ci sono in questa regione, no? Anche in questo ambito. Una malga è importante per il territorio in quanto partecipa, diciamo, alla gestione totale, generale del territorio. Questa fase, diciamo, dell'allevamento praticamente avviene nel periodo estivo, e ciò che durante l'inverno, gli animali che durante l'inverno vengono allevati nelle stalle, d'estate si portano in quota e qui contribuiscono, diciamo, assieme a tutto il lavoro del malghese, al mantenimento di questi territori in quota. Esiste un certo ricambio generazionale, esiste, e chiaramente, diciamo, il problema dell'avvicendarsi delle generazioni anche fra i malghesi è legato comunque un po' alla crisi di tutto il comparto agricolo e anche alla diminuzione del totale degli addetti in agricoltura e in zootecnia, anche in montagna, e specialmente in montagna. Però sicuramente sì, un ricambio lo sarà assicurato